Parla tifoso partenopeo. Oggi vi riportiamo le parole dirette del nostro comandante, Walter Mazzarri, dopo la battaglia contro la Juventus. Una conferenza stampa rivelatrice che affronta le sfide affrontate, le strategie e l'incessante ricerca di miglioramenti. Restate sintonizzati per le prossime novità del Napoli. Mazzarri, interpellato sulla sconfitta nonostante il dominio, ha sottolineato la necessità di allenare situazioni specifiche, soprattutto difensive. Ha sottolineato la difficoltà di affrontare una squadra bianconera che si chiude per gran parte della partita. Nonostante i 7 tiri in porta, Mazzarri ha sottolineato l'importanza di rischiare da fuori area per superare le difese compatte. Riguardo alla scomparsa nel secondo tempo, Mazzarri ha difeso la sua strategia. Citando la pressione costante sulla Juventus, ha provato diversi approcci, anche con 4 attaccanti, ma ha riconosciuto la mancanza di reset. Pur rimanendo chiusa, la squadra cerca il modo di superare avversari solidi, come la Juventus. Alla domanda sulla serenità mentale, Mazzarri ha ammesso che i momenti difficili fanno parte del calcio. Ha confrontato la situazione attuale con le esperienze passate, rafforzando la necessità di risolvere velocemente le avversità per soddisfare le aspettative dei tifosi napoletani. Queste le parole dirette di Mazzarri, che mostrano una visione schietta e determinata. La squadra è consapevole delle sfide e Mazzarri è impegnato a superarle, con occhio critico sulla prestazione. Il tecnico esprime fiducia nella possibilità di risolvere i problemi e riportare il Napoli sulla via del successo. Ti sono piaciute le analisi di Mazzarri? Lascia la tua opinione nei commenti. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e iscriverti per notizie più esclusive sul Napoli. Forza Napoli sempre!